Digibota, insomma, a Brescia davanti all'inceneritore, che l'è chiamato anche un termoutilizzatore, che fa una protesta il Comitato per la difesa dell'ambiente, Lega Ambiente e i cittadini che vogliono che il termoutilizzatore il gas più di funzionare come funziona adesso perché l'inquina troppo. Anche con noi altri, Bruno Campovecchi, che è un componente di questo comitato e che tra l'altro che conosce anche tutta la storia del termoutilizzatore. No? Allora, quali sono i problemi che dà l'uso anche di questo impianto? Intanto bisogna partire dal fatto che l'ultima novità è quella di voler costruire un impianto per il trattamento delle ceneri. Ora, a Brescia non altro abbiamo mille problemi per quanto riguarda la salute delle persone. Occorre ricordare, perché sennò non altro riusciamo a costruire un ragionamento FAB, che l'impianto del termoutilizzatore che da A2A è nato sulla base di un patto con la città. In quel patto si diceva che bisognava produrre un massimo, trattare un massimo di 266.000 tonnellate di rifiuti. Nel momento in cui l'azienda però si è messa dentro nel sistema azionario, dentro una SPA, la questione della città è passata in secondo piano. Ecco, ricordo che questo patto legifero anche che sta a fare l'impianto più di 20 anni fa, no? E dopo è cambiate le robe. Esatto, per cui in quell'impianto tratta 800.000 tonnellate di rifiuti. La questione, diciamo, generale più importante che riguarda questa azienda è quella del profitto, perché l'azionariato è quello che decide cosa si può fare per migliorare l'interesse appunto dell'azienda, mica che dei cittadini. Allora, ecco perché prima che era un'azienda solo, la SM, che la guida tutti i servizi per la città, no? Chi nel test urbano, no? Tutti, salvo la centrale del latte che era un'azienda che era in Persocun, no? Invece questa è praticamente che ha tutti i servizi della città. No, anche la centrale dell'Alle è per la verità del comune, ma ASM la era una vocazione municipale e questa vocazione municipale la era un rapporto diretto col territorio. Questo rapporto diretto nel momento in cui la diventa una SPA, diventa 2A, diventa un'altra roba, non c'entra più, la che entra più col territorio. Ripeto, l'unico problema è che ha il massimo profitto. Ora, siccome che siamo stati la caldaia policombustibile, il termoutilizzatore, pensate di trattare 200.000 tonnellate di ceneri, perché questo che è il residuo dell'incenerimento, diventa una roba invasiva mostruosa. E siccome che sono dentro per conto mio, è un conflitto di interessi, perché il comune è il proprietario che dà la licenza alla sua azienda. Se fosse su un'azienda privata, questa licenza la dà mia. Ho fatto una battaglia per mandare fuori le fabbriche dalla città e che si è allargare su un'azienda che ha dei problemi di impatto ambientale mostruosi. Basta, bisogna dire basta. Se per me accettare un'idea imperiale e dove che a 2 anni per fare qualche noia lei. E quali sono le conseguenze per gli abitanti della città di questo eccesso di produzione che trattamento? Ma è evidente. Più alto è il trattamento dei rifiuti, più alto è il sistema di produzione e più alte sono le emissioni, per quanto poche siano, si accumulano nel tempo e crea problemi di salute alle persone, che è l'autostrada, la tangenziale, che è un miliardo di robe. Per me è che si può fare quel che si gana oggi. Ecco perché dice, al di là di entrare nel tecnicismo, di spiegare gli aspetti chimici o organizzativi o vale varie, che è un cumulo ormai. Faccio un altro esempio per rendere l'idea. Quando vi fuori i mezzi per il raccolto del sport, no, che è del magazzino, chi passa su via la Marmora, alle 4, alle 6 della mattina, dormo appena su, per dire che è ormai un fatto invasivo che è intollerante. Basta, ormai siamo andati oltre. Il vaso è stracolmo, ormai è straripato. Bisogna dire basta. Grazie Campovecchi.
che abbiamo sentito le proteste del comitato e anche un po' di riferimenti alla storia di come l'Ignifera questo impianto che ormai è eccessivo, inquina FES ed è dannoso per la salute e tra l'altro no, produce più danni che utili, perché una volta questa società dà anche utili al comune. No? E che noi altri paghiamo le tasse e poi paghiamo l'inquinamento. E per il Ticipotto da Brescia è tutto.